Buonasera ancora a tutti voi, benvenuti a questa serata che è un momento molto bello per noi perché vi presentiamo un libro, vi presentiamo un nuovo strumento che arricchisce l'esperienza del visitatore del Museo Casa Giorgione e che è il frutto di un percorso non semplice, ma che ha visto il coinvolgimento di tanti partner, di tante collaborazioni, di sponsor, ed è stata veramente un'azione molto corale che ha portato a un risultato nel quale crediamo molto. Prima di addentrarci nel come e per come di questo oggetto che già vedo qualcuno di voi tiene in mano, vorrei farvi così salutare da alcune delle persone che hanno reso possibile questo risultato. E innanzitutto darò la parola a Roberta Garbuio, assessore alla cultura, biblioteca, museo e teatro del Comune di Castelfranco. Grazie dottor Belchior e buonasera a tutti. Veramente un ringraziamento per la nutrita partecipazione a questo evento che ci rende ovviamente tutti ben orgogliosi dell'ottimo lavoro che abbiamo fatto. Al Museo Casa Giorgione mancava effettivamente qualcosa inerente al fregio e grazie all'aiuto di Banca Terre Venete e di tutti gli sponsor e i partner in questa importante operazione è stato reso possibile aggiungere un ulteriore tassello al nostro museo. Io aggiungo un ringraziamento speciale a chi ha reso possibile questo in maniera concreta e fattiva, ovvero Ozium, perché dal mio punto di vista ha fatto un lavoro veramente eccezionale. Ovviamente ringrazio anche il direttore della biblioteca che ha lavorato passo passo insieme e ringrazio anche gli ospiti che saranno qui oggi. Avremo l'onore di avere il dottor Augusto Gentili e colui che ha redatto il libro, ovvero il dottor Silvio D'Amicone. Io mi auguro veramente che possiate sfogliare bene questo bellissimo volume perché dal nostro punto di vista è estremamente accattivante. Quindi grazie a tutti e buon ascolto. Ecco, grazie molte, Assessore. Come è stato anticipato, ruolo fondamentale nella produzione di questo oggetto è stato il contributo, l'aiuto, il sostegno e anche l'apprezzamento fin dall'inizio di Banca delle Terre Venete. Qui vorrei appunto chiamare Domenico Girardi per un saluto e esprimo proprio anche personalmente il ringraziamento perché è stato veramente piacevole anche la convinzione con cui avete appoggiato questo progetto. Grazie, un saluto a tutti e un ringraziamento particolare a chi ha portato avanti il progetto. A noi è piaciuto immediatamente, la banca sta cercando in qualche modo, oltre che a fare il suo mestiere, che in questo momento non è proprio facilissimo, ma anche di caratterizzarsi per essere vicina al territorio. Questo è un progetto di grandissima qualità, almeno noi l'abbiamo percepito come un progetto di grandissima qualità che abbiamo voluto fermamente sponsorizzare per mille motivi, perché non sono solo i progetti, diciamo, di coinvolgimento, abbiamo sponsorizzato anche altre cose importanti, ma questo ci è sembrato essere in questo momento particolarmente importante, il supporto alla cultura, il supporto anche a una valorizzazione del Giorgione. Io sono di Castelfranco, qui qualcuno mi conosce, per noi il Giorgione è il Giorgione e questo tassello ci sembrava che mancasse e quindi abbiamo avuto entusiasmo nell'aderire subito. La nostra è stato un piccolo supporto, il grosso del lavoro l'ha fatto chi ha fatto veramente la parte operativa. Grazie ancora, un saluto a tutti e buona serata. Grazie molto. Ora, chi ha in mano il libro troverà molte immagini in questo libro, che è proprio uno degli elementi cardine di questo lavoro. Alcune di queste immagini ci sono state gentilmente offerte grazie alla collaborazione con un'associazione meritoria, che è l'Associazione Gli Amici di Bruno Brunello, che si è fatta carico di realizzare una strisciata fotografica del fregio, perché noi poi abbiamo utilizzato per realizzare una parte di questo volume. Chiamo quindi il presidente dell'associazione, Domenico Andolfato,
che è stato anche lui, è subentrato in un certo qual modo in corsa, ma ha corso subito velocissimamente. Buonasera a tutti intanto e ben ritrovati. Allora, io, come appunto accennava Matteo, sono entrato in corsa in questa meravigliosa esperienza e abbiamo avuto, diciamo, l'onore di poter mettere un po' l'acceleratore post-Covid e post, diciamo, una serie di situazioni che in qualche modo avevano rallentato gioco forza il nostro progetto, la nostra idea. Che cosa c'entra la nostra associazione con questo tipo di iniziativa estremamente, diciamo, potente e importante? Bruno Brunello sicuramente non ha bisogno di molte presentazioni in questa stanza, nel senso che è stato un personaggio che negli anni ha dato un enorme contributo culturale alla città di Castelfranco. Non credo di, come dire, avere paura di smentita se in qualche modo possiamo affermare che Bruno Brunello ha alfabetizzato la città di Castelfranco, creando una serie di scuole, tuttora come dire, sul pezzo e con una certa rilevanza, vedesi l'alberghiero Maffioli di Castelfranco, il Nightingale, il conservatorio, insomma, una serie di situazioni che hanno reso, secondo me, che hanno potuto creare un tessuto culturale e non solo, anche economico e quant'altro, di questa città e comunque di tutto l'interland della Castellana. Per cui io in primis ringrazio Petrucco, che è stato il presidente che mi ha preceduto insieme al socio Favarin, che hanno ideato e in qualche modo pensato all'attività. Io mi sono semplicemente limitato a dire ok, proseguiamo verso questa strada via dritti, perché era, diciamo, arrivato il momento di dire ok, concludiamo e diamo forza a questo progetto tutti insieme a più mani, cercando appunto di regalare qualcosa che in Castelfranco mancava da questo punto di vista. E quindi, insomma, speriamo sia l'inizio di una serie di iniziative alle quali potremo insieme collaborare. Quindi intanto buona serata e godiamoci la parte più interessante della serata stessa. Di nuovo grazie. Grazie molte. Ecco, ancora un aspetto va sicuramente rilevato, che è questo. Il Giorgione, il Fregio, che è l'evento di questa sera, è il secondo evento di un trittico, e il primo atto del quale si è già svolto, ed è quello, come sapete, intitolato Della testa mancante. Per questo un fondamentale apporto è stato quello del Rotary Club Castelfranco Asolo, e vorrei chiamare per un saluto il nuovo presidente Lucio Gazzola, e ringraziando anche Daniele Dal Pos, che ci ha aiutato nell'inizio nel primo atto. Grazie direttore. Devo dire innanzitutto che, vista la platea, visto l'entusiasmo che ha suscitato questo evento ancora a giugno, se non sbaglio la prima riunione era il 10 giugno nella sala del Consiglio Comunale, devo dire che un evento come questo, vista la qualità, è frutto di un grande lavoro di squadra, come tutti i grandi eventi sono sempre frutto di un grande lavoro di squadra. Quindi più di qualcuno ci ha creduto, noi abbiamo messo come Rotary Club Castelfranco Asolo abbiamo fatto la nostra parte, abbiamo voluto, l'obiettivo era quello appunto di sensibilizzare l'opinione pubblica, di coinvolgere l'amministrazione comunale, la soprintendenza ai beni ambientali, l'Arma dei Carabinieri per la sezione dedicata al recupero delle opere d'arte, che su quella abbiamo anche avuto un incontro particolare. Quindi l'obiettivo era quello di creare l'argomento, perché è un argomento che merita. Questa testa che manca da metà del 1800 circa, è opportuno che allora possa essere ricreata, e noi l'abbiamo ricreata con una proiezione ad hoc che si trova nella sala del museo, e quindi abbiamo voluto anche noi dare questo importante contributo alla città di Castelfranco e alla cultura. Grazie. Bene, infine ci onora della sua presenza questa sera anche il sindaco di Castelfranco Veneto, Stefano Marcon, con il quale vorrei proprio invitarlo a chiudere questa sezione introduttiva. Grazie direttore, buonasera a te, buonasera a tutti i presenti, e grazie. Il sindaco è presente, deve andare ad un altro appuntamento purtroppo, e dico purtroppo perché abbiamo centrato un bel obiettivo con un gioco di squadra, con il territorio che sta valorizzando culturalmente il Giorgione. Lo fa attraverso il Fregio, una delle due opere presenti in città, di difficile comprensione fino a ieri, un po' più facile oggi con questo nuovo testo.
Ed è un momento di soddisfazione, un momento bello per l'amministrazione comunale, che nell'equilibrio della crescita armonica della propria comunità non può prescindere dalla cultura, tenendo conto che poi vi sono anche altri aspetti. Oggi, con questo investimento, che soprattutto è dato da forze umane, da partecipazione di gente che insomma ha voluto metterci del suo culturalmente ci stiamo un po' elevando. Quindi è un momento di soddisfazione, ripeto. Quando penso alla cultura a Castelfranco Veneto, penso alle infrastrutture sulle quali stiamo intervenendo. Palazzo Sorazzo Novello, non perdo occasione di citarlo, ancorché l'acquisizione è stata fatta e oggi stiamo cercando di valorizzarlo con un progetto che è in corso di stesura. È un esempio concreto, c'è bisogno di cultura all'interno dell'equilibrio della gestione di tutte le vicissitudini e vicende di cui si occupa l'amministrazione. Ma ribadisco, questo è un momento veramente alto per Castelfranco, che passa attraverso il suo personaggio simbolo. Quindi a te, a tutti coloro che hanno reso possibile questo testo, senza citarli perché correrei il rischio di dimenticarmi qualcuno, va il grazie mio personale e quello di tutta l'amministrazione della città di Castelfranco Veneto. Buona serata a tutti voi. Bene, allora io vorrei fare così. Vedete già alle mie spalle i nostri due ospiti, che ringrazio, che ci hanno veramente tanto onore di averli in collegamento. Vorrei, per entrare nell'oggetto che abbiamo qui questa sera, questo magnifico libro, partire, se mi consentite, dal contenitore per poi arrivare al contenuto. Avete visto che è un oggetto molto articolato, molto particolare, e quindi ho veramente piacere che a descrivere queste scelte sia Alessandro Fraccaro dello studio Ozium, che insieme alla sua, usiamo ancora questo termine, la sua squadra ci ha portato ad avere in mano questo bel oggetto, non dimenticando poi chi fisicamente lo ha realizzato, che è la tipografia Sartore, che ringraziamo ancora. Alessandro, prova gentilmente a raccontarci quel poco che, voglio dire, è stato un pensiero lungo dietro questo libro, però dal punto di vista della creatività, della realizzazione, è stata veramente un bel percorso. Grazie Matteo. La prima parola appunto è grazie. Personalmente a te che ci hai accompagnato in questo percorso, che come hai ricordato è stato un percorso, credo come tutte le opere di valore, come tutti i progetti in cui oltre alla professionalità ci si mette un po' anche il cuore. Difficile, lungo, articolato. Perché l'ambizione era un'ambizione importante. Quindi appunto la parola grazie all'inizio all'amministrazione che ci ha reso attraverso la gara, come dire, ci ha dato la possibilità di confrontarci con Giorgione. Essendo lo studio di Castelfranco, anche noi abbiamo appunto un pezzettino di cuore collegato a questo tema, e perché raccontare un'opera come quella del Fregio non è una cosa facile, soprattutto in un formato stampa, per la natura stessa dell'opera e per la complessità dovuta alle sue proporzioni, alla sua comprensione. Il grazie ovviamente va esteso all'amministrazione, ma anche alla squadra di lavoro. Faccio subito i ringraziamenti perché per me sono la cosa più importante, essendo io qui a rappresentare un gruppo di lavoro importante. Damiano Fraccaro e Matteo Beda, che fisicamente hanno impaginato, ideato e hanno portato all'idea che ha generato questo libro, e Marco della tipografia Sartore. Quindi la tipografia Sartore perché appunto quando si tenta di interpretare un progetto come questo non come un compitino ma come una sfida, trovare una realtà così di valore che ti sostiene, che sperimenta con te e che insomma fa tutto quell'iter che trasforma l'idea in un oggetto fisico è qualcosa di raro, e quindi il grazie va anche a lui. Vorrei essere breve perché appunto credo che vada dato il giusto spazio in realtà al contenuto del libro, che è la cosa più importante, e alle persone importanti che possiamo ascoltare oggi. Allo stesso tempo vorrei magari raccontare come fruire di questo libro. Il libro è composto sostanzialmente da 3 parti diverse che costituiscono un unico racconto, come è il Fregio, no? Che è un'unica opera che in realtà è quasi uno storyboard, no? Si dice quasi un racconto in cui possiamo trovare delle tappe e dei focus precisi.
Noi abbiamo appunto interpretato questo tema cercando di dare delle possibilità uniche che finora non erano mai state possibili. In primis il fatto, grazie alla digitalizzazione, di poter presentare per esteso il fregio, che in altri libri è sempre raccontato giocoforza per il formato di pagina come sezioni separate. La possibilità quindi di avere un supporto cartaceo che per la prima volta dà la possibilità all'utente di poter aprire e vedere nella sua interezza tutte le due come dire, pareti, diciamo così, della stanza del fregio. E per far questo abbiamo dovuto inventare, e Damiano e Matteo sono stati bravi a trovare l'equilibrio per poterlo raccontare, un supporto che tecnicamente si chiama Leporello, che troverete appena aperto il libro, che dà la possibilità di stendere interamente il fregio e poterlo vedere nella propria interezza. Questo diventa anche una guida, perché è possibile all'interno di questo leporello trovare i riferimenti per poter approfondire le sezioni del fregio e poter anche gustare. Ovviamente c'è una parte testuale, in cui ovviamente il nostro ringraziamento va a Silvio D'Amicone, perché un'altra delle nostre peculiarità è tentare di creare dei prodotti che siano appetibili a un pubblico ampio, quindi creare un supporto che possa essere veramente un aiuto anche alla visita del Museo Casa Giorgione, ma che possa essere, come dire, arrivare nelle mani di chiunque. Allo stesso tempo, grazie anche un po' alla tua visione, Matteo, il fatto di avere dei testi di grande valore dal punto di vista scientifico, dal punto di vista della correttezza dell'informazione, è un'altra occasione unica, perché è un equilibrio difficile da trovare. E quindi sia il testo di Maschio che il testo di D'Amicone in questa parte testuale hanno il compito, anche se in maniera sintetica, comunque di dare il giusto approfondimento al tema. Nella parte finale un'idea, secondo me, anche questa originale e credo importante, è dare la possibilità di graficamente restituire i motti presenti all'interno delle tabelle del fregio e averne la traduzione dal latino all'italiano. L'ultima sezione è una sezione fotografica, quindi l'intera parte del libro è dedicata a queste foto di altissima definizione di dettaglio, di macro. Di questo devo ringraziare Filippo Guerra, che è un'altra figura importante della squadra di lavoro di Ozium, che appunto ha reso possibile questa sezione fotografica che mira a creare un'altra possibilità che non è così scontata. Il fregio ha una posizione all'interno della sala che ovviamente è molto elevata, e per varie vicissitudini, quando qualche impalcatura è presente o c'è qualche montaggio di mostre, come è capitato magari anche noi in passato, hai la possibilità di arrivare vicino al fregio e di gustarlo. Allora abbiamo voluto creare con questa possibilità di questa grande sezione fotografica, arrivare alle persone con questa possibilità, arrivare vicini al fregio, gustare il fregio, in una sezione che è totalmente visiva e che permette quindi di poter assaporare veramente il sapore di quest'opera. Ecco, è un racconto unico che appunto però offre 3 possibilità diverse. E questo credo che sia quello che posso dire magari di importante anche per dare un po' una guida di fruizione di questo oggetto. Grazie molto Alessandro. Ecco, sì, l'idea dunque era proprio questa, cioè che il libro fosse uno strumento per leggere meglio il fregio, cioè proprio che avesse anche una utilità concreta in termini di lettura, che fosse, consentitemi questo termine un po' così, una cartolina, una cartolina per il visitatore e un po' l'immagine mobile del museo fuori dal museo, cioè è l'immagine che chi esce dal nostro museo potrà portare con sé. Ho omesso di ridire per l'ennesima volta che questo è il secondo step di un trittico, che il trittico nel suo complesso si chiama Dar voce al fregio, che è un piccolo progetto che su esortazione dell'assessore avevamo presentato l'anno scorso al Ministero per un bando per i piccoli musei, che ci aveva dato un piccolo contributo, che è piccolo ma è quello che ci ha dato un po' il via. Il fregio è l'opera del nostro museo, cioè il nostro museo, vorrei quasi dire, è il fregio. È un racconto che conduce al fregio, ma l'opera che noi veniamo a vedere e per cui si viene al museo è il fregio. La nostra volontà è un po' alla volta, come
un passo alla volta, con iniziative calibrate, mirate, ben pensate, farlo veramente diventare il protagonista dotato di voce del nostro museo. Bene, ora io direi che possiamo passare a dire qualcosa del fregio. Avere alle mie spalle, ecco, Silvio D'Amicone e Augusto Gentili è indubbiamente emozionante da un lato e intimorisce dall'altro, nel senso che credo siano le due persone che di più e più a fondo e con più competenza e con più cura si sono chinate sul fregio di Giorgione, che lo hanno analizzato, che l'hanno sostenuto, che lo hanno descritto. Ecco, ora io a questo punto passerei direttamente la parola a loro. Mi permettete soltanto di spiegare come Silvio D'Amicone è stata la persona a cui ci siamo rivolti per la redazione dei testi di questo volume, che ha costruito per quanto riguarda il fregio est, mentre per quel che riguarda il fregio ovest abbiamo ripreso un testo che a mio giudizio rimane ancora per linearità descrittiva e analitica molto valido per quel che riguarda il fregio ovest, dicevo a Ruggero, ai testi del defunto Ruggero Maschio. Quindi nel nostro testo noi abbiamo cercato di immaginare un interlocutore lettore che non sappia già tutto del fregio, ma che arrivi nel nostro museo e non si trova di fronte un'opera che di per sé è immediatamente intuitiva, immediatamente apprezzabile con un colpo d'occhio anche superficiale, ma che ha bisogno perché parli di una guida. E questo è il nostro libro, questo è il lavoro che ha fatto Silvio D'Amicone. Silvio D'Amicone si è laureato a Roma, poi come sapete è stato per lunghi anni professore qui a Castelfranco al Liceo Giorgione, ha scritto vari saggi e vari contributi proprio sul fregio, ricordiamo i cieli di Giorgione. Augusto Gentili invece è uno dei più illustri storici dell'arte italiani, è stato prima professore alla Sapienza a Roma, poi a Ca' Foscari. Io l'ho ascoltato in aula San Basilio dai bagni perché c'erano i bagni dietro, io non seguivo il suo corso, però lo ascoltavo e mi ricordo queste descrizioni spettacolari di opere che lui indicava con qualcosa, un bastone, credo, perché li vedevo da dietro, ecco, quindi ho sentito. Poi ho colleghi che hanno seguito, insomma è bello averlo qui e io la ringrazio entrambi, sto zitto e do subito la parola innanzitutto a Silvio D'Amicone e poi sentiremo qualcosa dal professor Gentili. Silvio, a te la parola e grazie ancora per essere stato in questa nostra squadra. No, ovviamente grazie a voi. Mi dispiace essere così incombente da incutere soggezione come se fossi una sorta di grande inquisitore della situazione, ma chi mi conosce sa benissimo che tutto ciò è molto distante dal mio modo di essere e di pensare, quindi mi auguro di non mettere nessuno a disagio. Anche perché non vorrei fare un intervento cattedratico in cui ripeto per l'ennesima volta punto per punto quali siano i contenuti rilevabili nel fregio grazie alle ricerche che sono state possibili sui documenti d'epoca e sulle pubblicazioni dell'epoca. Mi piacerebbe piuttosto spiegare perché mi sento molto felice. Dal momento che gli studi che sulla spinta del mio maestro Augusto Gentili qui presente hanno caratterizzato il mio curriculum hanno riguardato tutto ciò che in Giorgione mostra caratteri diversi e dissonanti rispetto alla tradizione costituita che l'aveva dipinto come un colorista dedito alla contemplazione del paesaggio, del nudo, al piacere dell'esecuzione musicale, insomma offrendo di Giorgione tradizionalmente dal celebre Giorgio Vasari in poi, che ne scrive nella prima metà del Cinquecento, offrendo di Giorgione un ritratto consolatorio
che è stato durissimo da scalfire ed è tuttora duro a morire. Dunque, perché mi sento particolarmente felice? Evito di aggiungere a tutti i ringraziamenti che sono stati fatti anche i miei, ma vi prego di considerarli impliciti. All'amministrazione, al Rotary, al direttore della biblioteca, a tutti coloro che hanno permesso questo, il comune di Castelfranco in primo luogo. Tanto dimenticherei sicuramente qualcuno. Okay. Ma i motivi della mia felicità sono veramente tanti, perché per la premessa culturale che ho appena fatto, cioè fino all'altro ieri esisteva un Giorgione completamente altro da quello di cui il Fregio ci parla, insistere sulla grandezza culturale e artistica del Fregio, che noi, io ero cittadino di Castelfranco fino a poco fa, che noi abbiamo in casa, insistere su questa grandezza significa proprio rompere un muro di omertà e di convenzioni che prendendo Giorgione ad esempio come interprete di un rinascimento glorioso e magnifico e semplicemente splendido nelle sue manifestazioni culturali, ci hanno fatto credere che i nostri antenati, soprattutto quelli di quell'epoca, fossero tutti belli, bravi e buoni e degli grandi eroi di un'epoca da assumere a modello. Chi, come gli studiosi che si sono occupati più a fondo, sono andati in cerca di ciò che i documenti d'epoca dicono sul Rinascimento, ha dovuto necessariamente accorgersi che quell'epoca è un'epoca gravida di inquietudini, di disagi, di crudeltà, di infamie, che la gloriosa arte del Rinascimento, questo è impossibile negare che lo sia gloriosa, che la gloriosa arte del Rinascimento si occupava di addolcire. Tanto più in un'Italia squassata da conflitti fra stati, staterelli e principati, dove ognuno dei principi chiamati in causa, pontefice in primo luogo, tanto per dirne uno, e non certo l'ultimo, tutti i principi chiamati in causa facevano a gara nel utilizzare l'arte come propaganda della propria bontà e della propria e del proprio benemerito esercizio del potere che peraltro invece si avvaleva dell'uso assolutamente disinvolto di eserciti mercenari che ad ogni piè sospinto facevano strage dove volevano, con ciò che possiamo immaginare di ricaduta sul vissuto della popolazione. Ovviamente, come al solito, le classi dominanti si tenevano molto più al riparo delle stragi, delle malattie, delle carestie che le loro imprese belliche comportavano, ma intanto la popolazione ne faceva spese. Ritorno al termine felicità. Il fregio di Castelfranco è grande proprio perché, sia pure con molta prudenza necessaria per l'epoca, si permette di dire tutto questo che io ho appena espresso a parole mie. Cioè si permette di dire che il Rinascimento è un'epoca terribile, dove è difficilissimo vivere serenamente, nello scampare a tutti i rischi che questo livello di precarietà sociale comporta. E detto questo, non solo è il documento che, letto correttamente, ci aiuta ad avere uno sguardo diverso su quest'epoca di cui noi siamo eredi, nel bene e nel male, quindi sarebbe meglio che facessimo un esame di coscienza, anche se le epoche sono lontane da noi, su quello che abbiamo ereditato, su che cosa comporta per il nostro sentire di oggi.
Dicevo, non solo è un'opera che ci aiuta ad avere uno sguardo diverso su un'epoca come quella, ma è anche un'opera che ci permette di credere, e io devo ringraziare per l'ennesima volta Castelfranco per aver accettato questa prospettiva, per averla veicolata, anche già nella mostra del 2010, devo dire, era presente, ci permette di, il fregio di credere che Giorgione, sia pure, ripeto, con le cautele dovute all'epoca, sia l'interprete fra i più radicali di questo disagio, okay? Come per certi altri versi hanno fatto Dürer, Michelangelo e Leonardo, con modalità molto diverse. Dürer, Michelangelo e Leonardo, che peraltro anch'essi subiscono spesso la brutta sorte di essere letti come eroi che inneggiano alle glorie dell'epoca, quando invece avanzano uno spirito estremamente critico in tutte le loro manifestazioni. Quindi è a partire dal fregio, per passare poi, lo dico in breve, ai tre filosofi, alla tempesta, agli affreschi perduti del Fondaco dei Tedeschi, che Giorgione si rivela invece un grande e straordinario critico dell'epoca in cui visse, capace di comunicarci sentimenti e visioni che dovrebbero insegnarci molto, anche rispetto al vissuto di oggi. Tanto per dirne una, il ripudio della guerra come strumento di risoluzione dei conflitti, che è tema che non ha mai cessato di essere attuale. Detto oggi poi suona abbastanza ovvio, ma vi ricordo che fino all'altro ieri ci vantavamo di essere l'Europa dei Pacifici, con tanto di premio Nobel. Insomma, il fregio è l'esordio, probabilmente di poco precedente all'altra grande opera castellana, che è La Pala del Duomo, l'opera di esordio con cui, francamente, Giorgione, grazie anche ai contributi dell'astrologo che con tutta probabilità lo ha ispirato, il campano Giovanni Battista Bioso, che si trasferisce nel Trevigiano, è l'opera con cui dichiara fino in fondo i propri intenti, che sono intenti con cui, attraverso i quali chi ha occhi per vedere e senno per interpretare viene messo sull'avviso del fatto che basta guardarsi intorno per vedere che i tempi sono tempi oscuri, tali, secondo le tabelle, da farci credere che l'ira del divino stia per scaraventarsi sugli uomini, supportato in questa convinzione dagli astrologi del tempo che io ho dovuto, diciamo, come posso dire, spinto veramente con estrema persuasione dal mio maestro professor Gentili, ho dovuto vagliare uno per uno e per scoprire che tutti gli astrologi dell'epoca, che allora erano professori universitari di matematica, astronomia, astrologia, eventualmente medicina associate a queste competenze, tutti gli astrologi dell'epoca, giammai considerati ciarlatani, bensì colti intellettuali, dicevano più o meno le stesse cose. Quindi c'è una vasta letteratura astrologica che è rimasta spesso nel dimenticatoio, perché la nostra, diciamo, la nostra cultura post-illuminista vuole considerare che siamo evoluti verso forme razionali molto più persuasive, e quindi tutto ciò che c'è stato prima di meno lucido sul piano della verifica sperimentale
è da buttare alle ortiche. Grazie a questo equivoco tutta quella letteratura astrologica non è mai stata vagliata fino in fondo come si deve, se non da alcuni studiosi più emeriti, ed ha fatto sì che noi ci dimenticassimo, per esempio, per non parlare di Giorgione, vogliamo parlare di Leonardo, che Leonardo a ridosso della sua fine, negli ultimi quaderni, riempie i propri appunti di immagini di diluvi, tsunami, cataclismi, terremoti, eserciti in combattimento che fanno stragi, che erano tutte contenuti associati alle previsioni astrologiche dell'epoca che, per una serie di eventi astrali estremamente critici dal loro punto di vista, dal 1464 al 1524, attraverso un ricorso ciclico di 20 anni circa, avrebbero portato appunto l'umanità al disastro. Possiamo dire avevano torto? Certo, possiamo dirlo, però possiamo anche dirci che in quegli anni, dei primi decenni del Cinquecento, noi vedremo l'Europa coperta di fiumi di sangue per gli scisma religiosi, per lo scisma a causa dello scisma protestante. E benché il pronostico più terrificante fosse quello di un diluvio atteso nell'anno 1524-25, il diluvio c'è stato, ma era di colore rosso. Quindi non è facile, come posso dire, bollare tutta questa roba come superstizione di altri tempi. Ora, detto questo, per rimanere un attimo sul fregio, poi non voglio dilungarmi troppo, che penso di essermi espresso abbastanza bene, vorrei dire che ho apprezzato le parole del sindaco che giustamente diceva fino all'altro ieri era di difficile interpretazione per chi veniva a visitarlo, perché c'erano stati i saggi del mio maestro Gentili, il libro già citato dal direttore Melchiorre, che avevo scritto in occasione della mostra, ma evidentemente di fronte a un saggi, io mi auguro di buona se non ottima qualità, anche se non dovrei dirlo io, ma è evidente che di fronte a un mondo accademico che resisteva e tuttora resiste di fronte all'immagine di un Giorgione che ci denuncia le brutture dell'epoca, invece di mostrarci paesaggi ameni e belle fanciulle discinte, di fronte a un mondo accademico che resiste, era necessario, indispensabile, passare attraverso una fase in cui, documenti alla mano, fosse indiscutibile che gli intenti di Giorgione fossero altri ed altri da quelli che Vasari aveva creduto di dover vedere, per poi passare il testimone a tutti quelli che, affezionati a Vasari, sarebbero venuti dopo. Peraltro lo stesso Vasari, quando va a vedere gli affreschi ultimi del Fondaco dei Tedeschi sul Canal Grande, deve ammettere, nel suo celebre testo sulle vite degli grandi artisti italiani, deve ammettere che questi personaggi hanno in mano degli strani strumenti e lui non capisce di che si tratta. Quindi, siccome lui non capisce, arriva alla conclusione che si tratta di pure fantasie, tanto per far vedere quanto Giorgione fosse bravo nel inventarsi cose immaginarie che facevano colpo, giusto per il piacere di fare colpo. Quindi noi abbiamo presa per buona l'ignoranza di Vasari, che è considerato una sorta di Socrate della storia dell'arte italiana. Abbiamo preso per buona l'ignoranza di Vasari per farla nostra e dirci che se Giorgione è il pittore dell'amenità e del paesaggio, magari
il fregio, in particolare il fregio della parete est, di cui io mi occupo più a fondo, che è quello più problematico, magari il fregio non è di Giorgione. E abbiamo sentito ripetere anche recentemente questa tesi dallo stesso Vittorio Sgarbi, esimio, che in una conferenza a Castelfranco ci è venuto a dire che il nostro patrimonio giorgionesco è millantato perché, ovviamente non ha usato questi termini, ma il risultato era quello, è millantato perché di Giorgione non è, dal momento che Giorgione è un altro. Giorgione si occupa di colore, lo disse letteralmente, e dal suo punto di vista La Tempesta, dove ci sono due personaggi piuttosto inquietanti in primo piano e un fulmine sullo sfondo che pende sulle loro teste, e La Tempesta, parole testuali queste di Sgarbi, del dottor Sgarbi, è il primo esempio di paesaggio puro in Italia. Ecco. Quindi il sindaco aveva ragione, nel senso che il mondo accademico poteva facilmente accedere a quei saggi e trarne qualche informazione interessante, ma erano saggi fondamentalmente indirizzati a quelli. Tranne, devo dire, che sempre il professor Gentili si era occupato, quando io avevo gettato la spugna, c'è stato un periodo in cui mi sono proprio tirato indietro per dedicarmi agli studi, all'insegnamento liceale, perché ero un po', confesso, sovraccarico della scarsa reattività del mondo accademico. Ero sovrassaturo più che sovraccarico. Il professor Gentili ha visto bene di pubblicare un dossier nella rivista Arte Dossier Giorgione, che è alla portata di tutti e che purtroppo, vista gli anni, non è più così facilmente reperibile, ma credo si possa ancora ordinare in catalogo, dove tutte queste tematiche erano già estremamente, chiarissimamente descritte. Ciò non toglie che sono passati, quanti? 35 anni, e ancora ci sentiamo dire che Giorgione è un menestrello gaudente, magari non morto di peste, ma di sifilide, perché si dava troppo da fare per le belle donne. O che è un grande paesaggista quando, che so, un grande quadro con un grande paesaggio sullo sfondo, come i Tre Filosofi, è occupato oggi per metà da una caverna oscura, ma nell'originale, prima che il quadro venisse tagliato ad hoc, erano 2/3 del quadro occupati dalla caverna oscura. Okay. Dopodiché io devo ringraziare anche il direttore Melchiorre, che modestamente non ha detto che nella compilazione dei testi sul secondo fregio, che io personalmente penso affascinante, ma dipinto successivamente alla maniera del primo, a mo' di imitazione speculare, ma non particolarmente profonda nei contenuti, devo ringraziarlo perché in realtà il lavoro l'ha fatto lui, di compilazione e mi ha anche aiutato a ridurre le ambizioni del mio saggio per renderle adeguate alla pubblicazione in corso. Ora, credo di aver detto tutto, ma mi va di sottolineare due ultime cose sul piano non culturale ma visivo. Felicità? Questa pubblicazione mi rende felice perché con l'attitudine che abbiamo oggi di lasciarci suggerire ciò che è vero e che è importante dai mezzi di comunicazione, finalmente una pubblicazione di questo tipo, dove il fregio ha una visibilità enorme, offre al fregio la massima importanza che merita. Finalmente lo rende importante. Prima di questa pubblicazione non era importante, era un'opera per dei poveri specialisti che hanno tempo da perdere nelle loro elucubrazioni mentali. Quindi si apre una fase nuova che io mi auguro, grazie a Rotary, al Comune, a tutti coloro che si sono occupati anche di questo, che si possa concludere non con la semplice proiezione della testa mancante del fregio, ma addirittura con una vera e propria reintegrazione, perché
L'unica cosa che dimentico di dire è che quel fregio è di altissima qualità anche sul piano visivo. Già fare il confronto fra le due pareti opposte rende l'idea che sulla prima abbiamo un artista di grande cultura, non solo, ma anche di grande livello comunicativo sul piano della gestione delle immagini. C'è un'euritmia, una composizione, una cura dei particolari veramente fantastica, mentre nel secondo fregio abbiamo un artista, peraltro dotato, che si arrangia nel riempire lo spazio come meglio viene. Quindi è una qualità altissima anche sul piano visivo, quella del fregio, fra l'altro verificabile come qualità giorgionesca attraverso la comparazione, per esempio, delle due prime teste, con teste che compaiono nei Tre Filosofi e in altri dipinti sicuramente di Giorgione, perché forse ci siamo dimenticati di dire che appunto noi non abbiamo purtroppo documenti che attestano che il fregio est sia di Giorgione, ma abbiamo tutta una serie di indizi circostanziali che ce lo fanno credere, nonché contenuti e stile che, se voglio leggere Giorgione in un certo modo, mi confermano che quelli sono gli esordi. Il giorno che benemerito che arriverà questa benedetta testa ad essere reintegrata laddove avrebbe sempre dovuto rimanere, ci renderemo ancora meglio conto di quanto questo fregio sia bello ed importante. Mi auguro che di qui in poi più persone, anche grazie a questa pubblicazione, possano rendersene conto. E con questo ho finito. Ovviamente il mio maestro Gentili, di più e meglio di me, essendo io lo specialista di questi studi, mentre lui il grande specialista di tutto il Rinascimento veneto, potrà contestualizzare quanto appena detto per valorizzare sempre più questa nuova visione del fregio. Okay. Vi ringrazio di cuore. Grazie, grazie ancora Silvio D'Amicone, che ha già ottimamente introdotto il professor Gentili, al quale io cederei subito quindi la parola. Prego, professore. Sì, grazie. Io sono un vecchio ex professore universitario. Ho così quasi 80 anni e ho passato molti anni, come già Silvio vi diceva, a studiare soprattutto il 4 e 500 veneto, con qualche eccentricità recente anche in altre direzioni. Lo ha già detto Silvio, che ha detto perfettamente già molte cose. Tanto è vero che io potrei anche applaudirlo silenziosamente e starmene zitto e tranquillo. Ma voglio sottolineare che questo libro, che io ovviamente non ho visto, ma che conto di vedere presto e sono molto curioso, che questo libro arriva come un ultimo capitolo per ora, insomma, si spera, un capitolo tra l'altro che, come posso dedurre dalla descrizione del libro che è stata fatta, ha anche un libro che ha delle qualità anche tecniche o tecnologiche particolari che permetteranno una migliore consultazione e una migliore conoscenza del fregio. Perché se i lavori di questo tipo si fanno bene e ne guadagna la conoscenza, mettere in mano alla gente un libraccio qualsiasi non serve assolutamente a nulla, indipendentemente dai suoi contenuti. Quindi sono molto felice e molto curioso di vedere presto questo libro. Allora, volevo sottolineare, dicevo, un fatto,
E il lavoro sul fregio comincia con la tesi di laurea fatta con me di Silvio D'Amicone. Siamo nel 1985, sono passati anni numero 37. Altro che muro. Non c'è stato da scalfire soltanto un muro, c'è stato da battere una muraglia intera, grossa e forte, rigida e robusta come la muraglia cinese o come così le mura delle città cinquecentesche che dovevano resistere ai vari assalti di truppe mercenarie e non. I capitoli successivi li conoscete tutti poi, perché ci sono state mostre più recenti, soprattutto poi quella di Castelfranco, che 2009-2010, quella curata da Enrico Dal Pozzolo e Lionello Puppi, dove il fregio naturalmente aveva una sua parte di fatto, perché la mostra si svolgeva dentro la cosiddetta casa di Giorgione, o casa Giorgione, dove però non c'era un particolare interesse per il fregio in sé, proprio perché tutto sommato quello che rimaneva anche lì erano delle tracce, magari così non particolarmente evidenti, ma comunque forti, persistenti, incancellabili, di quel Giorgione consolatorio, finto, di cui ci ha già parlato Silvio. E questo è un po' il carattere fondamentale di tutto quello che si è fatto in questi 37 anni. E come mi è capitato più volte di dire, il fregio di Casa Giorgione e tutto Giorgione in generale, io e Silvio D'Amicone ce lo siamo palleggiato, se mi passate il termine sportivo, e ce lo siamo palleggiato a lungo, no? Anche al di là di quel periodo suo di sovraccarico, sovrasaturazione che diceva. E il fatto che io tentassi poi di parlare proprio attraverso una rivista da edicola, perché l'Arte Dossier è una rivista che si compra in edicola. E io ricordo in particolare di aver ricevuto, se vi può interessare, una quantità mostruosa di lettere di fuoco che venivano mandate non a me direttamente, perché per fortuna i lettori non possedevano evidentemente il mio indirizzo, ma scrivevano alla casa editrice Giunti, dove poi queste lettere venivano smistate al sottoscritto. E quello che ricordo con maggior chiarezza è una frase che mi fu detta in una di queste lettere, che suonava esattamente così. Dice: ma se a lei Giorgione non piace, ma perché ne ha scritto? Bisognava avere, evidentemente, secondo questo signore e molti altri, un atteggiamento di accettazione a priori del Giorgione menestrello, del Giorgione consolatorio, del Giorgione paesaggista. Altrimenti era vietato scrivere. Pensate come poi l'esercizio della critica sia così tuttora difficile da praticare. E
così costretto a barcamenarsi tra diverse difficoltà. Oggi, per esempio, si parla molto, avrete sentito parlare di cancel culture, di cultura della cancellazione. È una cultura che si sta affermando soprattutto in paesi dove gli storici dell'arte non capiscono assolutamente nulla, cioè l'Inghilterra e gli Stati Uniti, paesi dove serve raccontare le gesta di un pittore non impegnato, per così dire, e dove così il racconto della storia dell'arte deve ormai fare a meno di varie scienze che sono state cancellate in quei paesi, naturalmente. In Italia, tutto sommato, mi pare che ancora non ci sia nulla del genere, ma staremo a vedere che cosa succede adesso. Ecco. È annunciata una mostra fatta soprattutto da inglesi e americani, che partirà da Washington per poi approdare a Venezia, dedicata a un altro grande pittore di questi anni, Vittore Carpaccio, un pittore di storia, un pittore che parla attraverso storie e allegorie, parla della storia contemporanea, parla di una Venezia che ha di fronte il terribile pericolo rappresentato dai turchi ottomani e parla delle guerre che si svolgono sui mari, naturalmente, con alterne vicende e alterne fortune. Bene, sapete come sarà intitolata questa mostra? Vittore Carpaccio, Master Storyteller. Master Storyteller. Che cos'è lo storytelling? Di questo si parla molto ormai anche in Italia ed è una forma di racconto che io definirei da sussidiario di scuola elementare, o se proprio vogliamo allargarci da libro di testo per le scuole medie inferiori. Quindi è vietato qualsiasi forma di analisi, qualsiasi forma di indagine sugli strumenti umanistici che popolano il mondo del Cinquecento, ed è vietato ormai nei paesi che ho già nominato e che non rinomino, è vietato soprattutto coltivare qualsiasi scienza che abbia a che fare con il linguaggio. Senza lo studio del linguaggio non si fa storia dell'arte. Non si fa la storia dell'arte soltanto con le immagini, soltanto con la contemplazione o con una così male ragionata bellezza. La bellezza non serve a niente se non c'è la comprensione dei contenuti. Serve forse al turista, ma se non ci sono i contenuti, la bellezza resta inerte e non sarà una fanciulla discinta o un bel paesaggio a cambiare questa formidabile verità. E però, proprio in questa direzione, tutto quello che è scienza del linguaggio, quindi l'iconologia, quindi la semiotica, tutte le scienze più importanti sono ormai considerate così bandite dalla storia dell'arte che si fa in tempi recenti e alla quale basta soltanto raccontare storielle,
fare appunto una sorta di storytelling. Come si fa? Riguardavo oggi, anche in vista di questo incontro, riguardavo un testo che ho scritto sul fregio al tempo di una mostra veneziana e mi è ricapitato sotto mano un testo poetico di un signore che si chiamava Giovanni Aurelio Augurello, che nel 1505 pubblica, e guardate bene, pubblica non in un luogo qualsiasi, non in una qualsiasi tipografia, visto che allora non si chiamano case editrici, ma pubblica presso la tipografia di Aldo Manuzio, la più importante tipografia veneziana. Pubblica un carme latino che si intitola Imminentium Temporum Querela, lamento dei tempi che stanno per venire. Non vi preoccupate, non ho intenzione di citarvela, tantomeno in latino, però mi voglio permettere una piccola vanteria, perché così questo testo, che ho scritto non molti anni fa, mi ha ricordato che però allora io mi sono permesso di compiere un'azione di totale divulgazione, perché non sono un latinista, non sono uno specialista, ma naturalmente per occuparmi di immagini devo conoscere il latino, perché è la lingua delle persone colte in quegli anni, alla quale si aggiunge lentamente, con una progressione lenta ma inesorabile, poi il volgare italiano. Bene, io ho avuto un po' una sorta di piccolo tuffo al cuore narcisistico a vedere che io mi sono tradotto, è un carme lungo, quindi fosse stato breve magari ve l'avrei letto. È un carme dove si parla delle crudeltà della guerra, dove si parla dei cataclismi naturali, tutto quello che già Silvio vi ha raccontato, e quello che Giorgione e altri magari non evitavano di così considerare e di parlarne nei loro linguaggi. Ma se non c'è il linguaggio non si legge nulla, non si legge nulla, non si impara nulla e non ci sono le coordinate anche per parlare di immagini. E allora così chissà se io e Silvio avremo ancora occasione di palleggiarci il nostro buon Giorgione. In questi 37 anni abbiamo fatto molto, ci siamo tornati spesso e ci possiamo e ci dobbiamo anche, io credo, vantare di questo, perché abbiamo portato forse anche idee nuove e abbiamo portato progetti nuovi che piano piano cominciano a ripetersi. Il progetto più recente è evidentemente questo libro, che io spero di vedere presto e di goderne. Grazie a tutti. Grazie
professor Gentili, grazie a Silvio D'Amicone. Avete focalizzato molti temi, non ultima anche questa osservazione giustamente tagliente sullo storytelling, che è un po' una peste che effettivamente si sta propagando nell'azione culturale, insomma, no? Divenendo quasi il mezzo stesso più che un risultato, un portato del lavoro che c'è a monte, no? Quello che noi abbiamo cercato di far capire con questo libro è un po' questo, cioè dire, se c'è un lavoro onesto, franco, puntuale, che poi come sempre porta dei rischi, no? E si arriva a un risultato e si fa di tutto per comunicarlo nella sua correttezza, questa è un'opera di divulgazione, questa è un'opera di comunicazione. Quello che invece spesso accade adesso nelle attività culturali, che è veramente anche quasi vorrei dire uno slang, è proprio invece questo, cioè prima comunicare, poi pensare cosa ci metterci dentro. Quello che invece va fatto è che il fregio è proprio un'opera che ci spinge in questa direzione qua, no? A interrogarci da prima sui linguaggi, su quello che possiamo leggere all'interno di un'opera così. Impone lentezza, impone comprensione, impone anche un po' di fatica, anche fisica, perché la testa va tenuta un po' orientata in su, bisogna camminare un po', c'è anche del movimento nell'osservazione del fregio, cioè è proprio un'opera che si presta bene, potremmo proclamarla l'opera di storytelling per eccellenza. Ecco, detto questo, io ringrazio ancora i nostri due ospiti e rinnovo la nostra gratitudine per essere stati con noi questa sera, a Silvio D'Amicone per averci accompagnato nella costruzione dei contenuti di questo lavoro, tutte le altre persone che abbiamo già ringraziato questa sera e voi che siete qui, ringrazio anche voi, ricordandovi che il libro per questi primi giorni avrà un prezzo speciale di 25 euro che sarà sempre disponibile in museo, nel nostro bookshop e per un certo periodo anche qui in biblioteca. Ecco, grazie ancora a tutti, grazie agli ospiti e grazie a voi.